portare a conoscenza di tutte le nostre eccellenze in campo culturale, sportivo, enogastronomico e commerciale, preservare il nostro centro storico, tramandare le nostre più antiche tradizioni e coltivare passioni di nicchia che sono un patrimonio fondamentale e riconosciuto per la comunità di Gaiarine. Il successo di pubblico delle prime edizioni ha stimolato altri commercianti, associazioni e privati cittadini a credere negli stessi ideali. Ringrazio tutte le attività commerciali, le aziende, le associazioni, i comitati, i privati cittadini che ogni anno decidono di darci la loro fiducia e ci sostengono per questa giornata. Grazie alla disponibilità dell'amministrazione e dei dipendenti comunali, solo grazie a una reale collaborazione che da anni ci unisce, possiamo sperare di superare le sfide del futuro. Grazie a tutti i sindaci e le amministrazioni comunali che sono intervenuti oggi. Ora gli fate un applauso. Vi invito a visitare tutte le mostre, le esposizioni, le dimostrazioni. Noi ci abbiamo messo il massimo dell'impegno. Abbiamo portato allo scoperto tutto il meglio che Gaiarine ha da offrire. Le nostre eccellenze. Vi ricordo che la domenica scorsa abbiamo avuto i poeti e scrittori qui dietro nella sala Musica Gaia e non per dire è stato un successone sia di partecipazione in tutti i sensi. Ormai ci presentiamo con il nostro vestito migliore, ma con impegno e dedizione cerchiamo di farli tutti i giorni, seppure con sempre maggiori difficoltà. Oggi siamo qui tutti insieme per ribadire, e ogni anno lo faremo con più forza, che Gaiarine è qui, non solo oggi, ma anche domani, dopodomani e tutti i giorni. Vi invitiamo a visitare, acquistare nei nostri negozi, a collaborare con le nostre aziende e a prendere parte di tutte le associazioni. Grazie a tutti, buona 22esima festa della zucca. Un grande applauso a Fausto e a tutto il suo staff. Volevo ringraziare pubblicamente la banda di Cortina